Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'omicidio avvenuto ieri a Caltanissetta. Continuano infatti gli interrogatori e le indagini per comprendere cosa sia successo durante la rissa scatenatasi ieri sera in via San Domenico e culminata con la morte del 51enne Marcello Tortorici accoltellato alla gola. Sono 5 le persone coinvolte, la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Non è ancora noto chi abbia sferrato la coltellata fatale a Tortorici, ma sembra che la colluttazione sia partita a seguito di un apprezzamento nei confronti della fidanzata di uno degli uomini. La squadra mobile di Palermo ha arrestato un pregiudicato di 49 anni a seguito di una rapina commessa lo scorso 2 novembre ai danni di un'anziana di 85 anni. La donna aveva prelevato la propria pensione in un ufficio postale quando è stata seguita fino a casa dall'uomo che l'avrebbe aggredita alle spalle facendola cadere per una rampa di scale per sottrarle quasi 700 euro. L'uomo è stato riconosciuto dalla polizia attraverso le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. La polizia ha arrestato un giovane catanese per truffa e traffico di influenze illecite perpetrato ai danni degli utenti dell'ufficio passaporti della questura di Catania. In particolare la squadra amministrativa ha notato il giovane mimetizzarsi tra le fila degli utenti in attesa di accedere allo sportello per avvicinare e adescare coloro che ingenuamente si affidavano a lui per ottenere un passaporto in tempi brevi. La prassi adoperata dal truffatore era quella di millantare conoscenze presso l'ufficio della questura, spiegare che grazie ai propri servigi l'utente non avrebbe dovuto far altro che versare la somma di circa 150 euro a lui e che nel giorno e nell'ora fissati avrebbe ottenuto l'ambito documento di viaggio. E chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani in Sicilia si aspettano ancora piogge abbondanti. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino con allerta gialla e arancione. Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio temporale sulle zone orientali. Piogge da isolate a sparse anche a carattere di rovescio breve temporale sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sulle zone settentrionali. I venti si aspettano da forti a burrasca nord-orientali, con rinforzi ulteriori sulle zone ioniche. Le temperature non subiranno variazioni significative. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.